volevo salutare tutti quanti, di cui molti noti, fra l'altro, e andiamo a parlare di relax. Io faccio una piccola presentazione. Io sono del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, che è sponsor, diciamo, di questo pomeriggio. Noi siamo nati nel 1981 a Vittorio Veneto, ci chiamiamo Circolo Vittoriese proprio per quello e lì abbiamo la sede, ma il nostro obiettivo, diciamo, è tutto quello che è il vecchio cenedese, cioè diciamo da Ottava Presa, frazione di Caorle, fino alla Val Belluna, tutto il territorio che c'è fra Piave e Livenza. E infatti l'anno prossimo noi facciamo uno dei nostri convegni biennali che si intitola proprio Le acque fra Piave e Livenza. Tutti gli aspetti legati all'idrografia e all'utilizzo delle acque di questo territorio, fino alle lagune. E presento brevemente anche la localizzazione geografica, diciamo, dove si è evoluto il progetto Relacus. Stiamo parlando di quella che in dialetto si chiama la Valada, e quindi è una vallata trasversale lunga circa 10 km che poggia a monte sulle prealpi trevisane o trevisano-bellunesi e a sud su tutte le colline di corrugamento che oggi sono più note come colline del Prosecco. In questa zona, a partire dalla fine della glaciazione di Würm, diciamo circa 12.000 anni fa, si è cominciato a riabitare l'area e da lì sono partite tutte le colonizzazioni della provincia di Belluno, che è stata abitata proprio dalla gente che abitava sulle prealpi. Questo lo sappiamo perché sia nei vari siti archeologici dell'Alta Provincia, cioè Comelico e Cadore, sia in altre zone, tutti i ritrovamenti di selce sono selce delle prealpi, cioè che proviene da quella zona lì. Quindi erano cacciatori nomadi che partivano dalla zona prealpina, arrivavano sulle montagne, sulle Dolomiti, andavano a cacciare selvaggina nobile, quindi camosci, stambecchi e cervi, tornavano alla fine dell'estate a casa portando carne secca, pelle e palchi di animali. In particolare tutta la zona ha sempre goduto di un clima buono perché le prealpi fermano tutti i venti del nord. In più nella vallata, a partire dal Vurmiano proprio, c'è sempre stato un lago lungo circa 4 chilometri, i cui ultimi resti oggi sono i due laghetti impropriamente detti di Revine, ma che fino al 300 è documentato col nome di lago di Tovena, segno che fino al 300 il lago aveva mantenuto una lunghezza di circa 4 km. Sul versante sud di questo lago, ma probabilmente anche in altre zone, ma indagini non sono state fatte, a partire dal 4000 circa avanti Cristo, quindi 6000 anni fa, ci sono stati degli insediamenti palafitticoli, di cui oggi andiamo a sentire qualcosa. Gli insediamenti sono stati ritrovati la prima volta, almeno casualmente, nella primavera del 1987. Sono seguiti regolari scavi della sovrintendenza, che però non ha mai effettuato l'edizione dei ritrovamenti, per cui questo ci ha messo in una pessima condizione quando l'UNESCO nel 2011 ha fatto un sito palafitticolo delle Alpi UNESCO che contiene 111 siti, appunto fra Francia, Germania, Svizzera, Alta Italia, Austria e Slovenia. Non è stato preso in considerazione questo perché non c'era nessuna documentazione scientifica.
e quelli dell'Alta Italia sono 19 e di questi 19, 10 sono in Lombardia e 4 sono nel Veneto. Avrebbe potuto esserci anche il nostro, ma non è stato così. E fra l'altro il nostro sito, oltre che a questi ritrovamenti di circa 6.000 anni fa, ha anche offerto sempre casualmente durante gli scavi del canale Barche fra i due laghi nel 1923 c'è stato il ritrovamento di una spada di tipo Sauerbrunn, quindi databile a circa 3500 anni fa e successivamente anche di materiale romano, per cui la zona diciamo pure è abitata da 6.000 anni circa. E ci sono notevoli evenienze come ve ne spiegheranno poi dopo. E, diciamo così, il Relacus nasce come idea da circa 5 anni fa, ma ve lo spiegheranno meglio. Ci sono state 5 campagne di scavo, le ultime 2 sono state anche piuttosto fruttuose e per motivi di NDD sono stati sospesi gli scavi e questo comporta che da 37 anni il sito è noto per aver dato un notevole materiale archeologico, praticamente mai studiato a livello scientifico. Oggi sentiremo qualche cosa da parte di quelli che sono i protagonisti di questa avventura del Relacus. Io direi che cominciamo con la dottoressa Modolo, che ha una laurea all'Università di Ferrara in quaternario e preistoria, è borsista presso la stessa università e in più ha una collaborazione con l'Università di Tarragona in Catalogna. E lei, insieme al marito, l'architetto Fattorelli, di cui presentiamo dopo, che nel 2019 si è inventata il progetto Relacus, che adesso andrà a spiegarvi. E direi che a questo punto è meglio far parlare lei. Grazie Giovanni, buonasera a tutti e benvenuti a questo nostro incontro. Vi parlerò un attimo di come è nato questo progetto, per chi non lo conosce, e poi passerò la parola a Giulia, che vi farà tutto un excursus su quella che è stata la metodologia di scavo e anche i ritrovamenti che sono stati fatti in questi anni, per poi passare a un confronto più etnografico con Lorenzo, che vi parlerà di 2 casi in Africa dove vivono in contesti simili al nostro. Allora, Giovanni ci ha già introdotto la localizzazione di dove ci troviamo. Allora, il sito di San Giorgio e Santa Maria, di cui stiamo parlando, quindi questo sito palafitticolo si trova qui, e nella regione del Veneto, come vedete, ci sono 4 puntini bianchi che rappresentano dei siti palafitticoli più o meno coevi al nostro come cronologia, che sono stati inseriti in questa famosa lista UNESCO del 2011. Il nostro sito, seppur importante, è stato riconosciuto come tale, ma non è stato inserito ancora in questa lista UNESCO. Sarebbe stato uno degli obiettivi di questo progetto, qualora possa andare avanti. Che cosa sono le palafitte? Sono degli abitati, sono delle case, delle abitazioni che venivano fatte all'incirca a partire da 5.000 anni fa fino a circa 2.000 anni fa, quindi alla fine del Neolitico, di solito localizzate lungo le rive di laghi, fiumi tendenzialmente, non vicino al mare perché insomma poi le acque, la corrente sarebbero state complicate per gestire dei villaggi di questo tipo, e solitamente prevedono la costruzione di capanne o poggiate sul terreno dove si cammina, oppure su impalcati aerei. Poi vedremo qualche esempio anche con i confronti etnografici. Ce ne sono di varie tipologie con materiali costruttivi diversi secondo la zona in cui ci troviamo naturalmente. E questa invece è una bella immagine che non rappresenta la stratigrafia del nostro sito, ma è per farvi vedere in alcuni contesti palafitticoli, questo in particolare si trova in Svizzera, a Zurigo, cosa noi troviamo quando scaviamo. Quindi troviamo una serie di strati, un po' come quelli di una torta, di colori diversi, di composizione diverse,
con materiali diversi all'interno, che devono essere studiati da più persone. Non ci sono solo archeologi, ci sono geologi, ci sono persone che studiano i sedimenti, le composizioni mineralogiche, per poter poi dare un risultato completo di quello che troviamo. E qui a lato potete vedere un po' dove si potevano insediare, quindi di solito erano lungo le sponde, in zone più o meno asciutte, d'accordo? E alcune palafitte erano interamente nell'acqua invece, quindi piantavano i pali nell'acqua e costruivano poi tutto un ponticello che collegava tra di loro le capanne. Molto spesso, quando abbandonavano il villaggio, lo stesso villaggio veniva incendiato, quindi noi poi durante gli scavi troviamo anche queste fasi di incendio che vengono identificate tramite livelli di ceneri o di carboni. E più ancora nello specifico, siamo appunto nella vallata, una zona di origine glaciale. Qui scendeva un ramo del ghiacciaio Piave che è andato a formare, come ha ben detto prima il dottor Tomasi, questo bacino che all'inizio era uno unico e poi si è diviso in due. La zona che ha interessato le indagini a partire dal 2019 è questa centrale, quindi nella zona dell'Istmo ci troviamo in località Colmaggiore per quanto riguarda Tarso e dall'altra parte Santa Maria, giusto? Sì, per la parte del comune di Revine Lago. Negli ultimi anni ci siamo fermati, diciamo, di più sulla zona di Colmaggiore perché è stato aperto un settore di scavo piuttosto ampio che tra poco vedremo e quello ci ha fornito delle solide basi per poter andare avanti con lo scavo naturalmente. Abbiamo fatto comunque anche nel corso del tempo prospezioni subacquee con degli archeologi subacquei lungo le sponde più prossime alla zona nostra di interesse e anche tutta una serie di carotaggi geoarcheologici per identificare gli strati del terreno e poterli poi ricostruire. Brevemente la storia di queste, un po' delle indagini, del perché è stato scelto questo luogo per avviare una nuova fase di indagine. Perché appunto a partire dal 1923 venne ritrovata una spada in bronzo proprio durante i lavori del canale Barche dall'ingegner Bernardo Carpenè. Questa spada oggi è conservata al Museo di Conegliano. E poi a partire dalla fine degli anni '80, tra l'87 e l'89, si rinvennero dei materiali archeologici che vennero recuperati da un gruppo archeologico locale su indicazioni della soprintendenza e che poi portarono a una serie di campagne di scavo fino circa alla fine degli anni '90. Nel 2016 ci fu un altro intervento per dei lavori pubblici che dovevano essere fatti e poi arriviamo al 2019, anno in cui appunto si inizia questa nuova fase di ricerche con il progetto Relacus. Tutta quest'area venne sottoposta a vincolo già negli anni 90, per cui essendo zona di interesse archeologico va pertanto tutelata. Questo progetto è nato appunto nel 2019 da un'idea dell'architetto Fattorella e mia, venne presentata alle amministrazioni di Tarso e di Revene Lago, ben accolta. Si trattava di un progetto che andava a valorizzare tutta la zona dei laghi, non solo dal punto di vista archeologico, e che venne poi presentata su invito nel 2019 alla Giornata Mondiale dell'Acqua. Questo è lo scavo che abbiamo aperto e dove abbiamo lavorato nel 2023, ma lascerò tra pochissimo la parola a Giulia così vi spiegherà tutto. È giusto per farvi vedere insomma l'allestimento anche del cantiere e lo spazio che avevamo a disposizione per poter indagare. E qui solo qualche numero per indicare che nel corso di questi 5 anni sono state fatte vari tipi di indagine. Siamo partiti con poco, facendo dei piccoli sondaggi, facendo dei carotaggi e poi ci siamo allargati su un'estensione di circa 64 metri quadri per lo scavo. Naturalmente questo ha implicato la collaborazione di molte università e di molti colleghi, perché solamente attraverso la multidisciplinarietà si riescono a raggiungere dei risultati ottimali. Adesso la dottoressa Giulia Conte vi
racconterà un po' sia la metodologia di indagini, sia una classificazione di reperti ritrovati. La dottoressa è laureata anche lei all'Università di Ferrara, anche lei in quaternario preistoria, è una libera professionista e si occupa specialmente di didattica e di archeologia imitativa. Io passo direttamente alla dottoressa. Grazie mille Giovanni. Allora, intanto buonasera a tutti e ringrazio anche quanti sono intervenuti oggi. Io procedo con il discorso che ha cominciato la dottoressa Modolo, introducendovi la metodologia di scavo archeologico, quindi come funziona di fatto un cantiere archeologico, e poi vi mostrerò nello specifico anche che cosa abbiamo trovato in questo sito archeologico palafitticolo dei laghi di San Giorgio e Santa Maria. E di base, prima di cominciare uno scavo archeologico in estensione, come già aveva diciamo anticipato la dottoressa Modolo, vengono fatte una serie di indagini preliminari, quindi si prendono in esame i ritrovamenti degli anni precedenti, sia fortuiti che intenzionali, quindi ritrovamenti emersi a seguito di scavi archeologici programmati. Si fanno delle prove, dei sondaggi, quindi sostanzialmente delle piccole aperture della dimensione di 1 metro per 1 metro, di 50 centimetri per 50 centimetri ad esempio, in zone in cui potenzialmente poter avviare uno scavo archeologico in estensione, che di fatto comprende diciamo, un investimento di tempo, di lavoro e anche una ricerca di risorse economiche non da poco. Quindi quando le risorse vengono individuate devono essere per forza incanalate in maniera ottimale. Ecco, perciò si parte con le indagini preliminari. Fondamentalmente è stato individuato, come ha già mostrato la dottoressa Modolo, l'istmo di terra che separa i due laghi, nello specifico proprio come luogo per iniziare questo scavo in estensione, che di fatto quando viene allestito e preparato diciamo, per lo scavo archeologico vero e proprio, diciamo, da fuori sembra proprio un cantiere edile, perché ha molte delle caratteristiche di un cantiere edile. Viene delimitato da recinzioni, ci sono delle prescrizioni per i DPI, che sono i dispositivi di sicurezza, quindi è un cantiere vero e proprio. Prima chiaramente di impostare tutto l'allestimento e anche la copertura soprastante, i bagni, i servizi igienici, eccetera, bisogna per forza aprire l'area di scavo diciamo, con una tecnica scelta. In questo caso, dai sondaggi preliminari, si è capito che i resti archeologici non erano direttamente sotto il manto erboso, quindi era possibile procedere all'apertura dello scavo tramite mezzo meccanico, cosa che non è sempre possibile, perché in altri contesti, per esempio, quando i reperti sono direttamente sotto il manto erboso, bisogna procedere direttamente con lo scavo manuale. E quindi dopo l'apertura di questo pacco, diciamo, di 50 centimetri di terra da parte della RUXPA, fondamentalmente è stato allestito tutto il cantiere e poi si è potuto procedere con lo scavo manuale. Ho segnato anche un bollino piuttosto esplicativo, perché nel 2023, grazie a diciamo un progetto dell'architetto Fattorell, lo scavo è stato, diciamo, reso accessibile completamente anche alle persone disabili. Dopodiché si parte diciamo con diciamo, lo scavo manuale. Una cosa che è sempre da fare: bisogna pulire fondamentalmente tutto ciò che la ruspa ha lasciato, e quindi togliere il residuo di ciò che sì, appunto, è stato rimosso tramite mezzo meccanico. Infatti la ruspa non arriva a toccare direttamente lo strato ricco di materiali, ma ci si lascia sempre una fascia di rispetto in modo da non intaccare lo strato archeologico. Una cosa che si nota subito nella parte bassa della fotografia
è la pompa per l'allontanamento dell'acqua. Siamo vicini a un lago perché, come ha già anticipato prima, si parla di insediamenti palafitticoli, quindi si è in prossimità, in questo caso, di un lago e quindi quando si procede con lo scavo manuale verso il basso, le infiltrazioni d'acqua sono piuttosto abbondanti, soprattutto se, come ci è capitato, si aggiungevano anche le precipitazioni abbondanti, quindi era necessario per le parti diciamo che erano state più scavate, aggiungere anche l'ausilio della pompa per l'allontanamento dell'acqua che purtroppo non sempre, diciamo, ce la faceva. Quindi in alcuni casi abbiamo dovuto sospendere lo scavo di certe zone dell'area indagata e concentrarci di più su altre che erano di più all'asciutto. Come già si notava nell'immagine precedente, vengono stesi una serie di fili che creano all'interno dello scavo archeologico una griglia che assomiglia moltissimo al gioco della battaglia navale che si faceva da ragazzini. Praticamente, una volta creata questa griglia, quindi suddiviso lo scavo in quadrati di 1 metro per 1 metro in questo caso, ogni quadrato viene nominato secondo, sì, la regola della battaglia navale, quindi con delle lettere che si incrociano con una serie di numeri. Perciò ogni quadrato dello scavo ha fondamentalmente un nome composto da una lettera e un numero. Questo ci permette di orientarci all'interno dello scavo e anche di utilizzare questa informazione per il posizionamento dei reperti e dei secchi di terra. Perché, come potete vedere in questa immagine, ci sono degli studenti al lavoro all'interno dello scavo. Ciascun studente sta prendendo in carico lo scavo di un determinato quadrato e sta riempiendo un secchio di terra che è, tra virgolette, personale in quel caso, perché ogni secchio di terra che viene rimosso da un quadrato non può essere mescolato con quello di un altro quadrato. Questo perché l'obiettivo primario di uno scavo è quello di individuare il più possibile i reperti nella loro posizione ultima, quindi la loro posizione in cui sono rimasti per l'ultima volta fondamentalmente. Però c'è un punto, nel senso che ci sono reperti ben visibili a occhio nudo, come per esempio il frammento di orlo di vaso nella parte destra della presentazione in questo momento, ma ci sono reperti che sono pur importanti ma di dimensioni molto esigue. Quindi è fondamentale e poi la terra diciamo che viene raccolta all'interno dei secchi, riprenderla per mano e setacciarla, per poi rintracciare, come in questo caso scusate, ecco qui, come in questo caso, rintracciare tutti i reperti di minime dimensioni. Per riuscire, diciamo in questa operazione successiva, ogni secchio di terra, vi dicevo, va sempre mantenuto separato e lavato separatamente dagli altri. Grazie a una pompa riuscivamo a sfruttare l'acqua del lago e a farla arrivare in questa, diciamo, in questa specie di piccola impalcatura in cui c'è un setaccio con maglie che in questo caso sono di 5 millimetri e quindi poi massaggiando la terra questa andava a finire attraverso il setaccio e rimanevano all'interno solamente le cose più grossolane fondamentalmente, che venivano fatte asciugare e dopodiché venivano vagliate all'interno di vassoi. E ogni volta che veniva rinvenuto un qualcosa, dei carboni per esempio, dei gusci di nocciole, o vertebre di pesce, piccoli frammenti di vaso, piccoli pezzi di selce scheggiata, vengono trasferiti all'interno di altri vassoi ben separati gli uni dagli altri, perché poi devono essere conferiti separatamente. Ma dei reperti che vengono individuati in sito, vi dicevo bisogna recuperare l'esatta posizione, perché poi rivedere la mappa di distribuzione dei reperti ci permette di fare delle considerazioni dell'utilizzo, dello spazio abitato. Per esempio in questo caso c'è l'operatore, spero che il cursore riesca
a essere visibile anche a voi, e c'è l'operatore qui vicino a questa strumentazione che viene chiamata stazione totale, che si può vedere anche ai bordi delle strade quando ci sono per esempio geometri, ingegneri che devono sistemare e fare rilievi stradali. Anche in cantiere archeologico è presente questa strumentazione che funziona fondamentalmente con un segnale laser che viene inviato a questa testa in cima a questa stadia. Su questa testa è presente un prisma riflettente che rimanda indietro il segnale che era partito inizialmente, lo rimanda alla stazione totale. In questo modo viene registrata l'esatta posizione del reperto non solo in orizzontale, ma anche in verticale, nel senso che mi dice si trova qui, ma a questa profondità, perché noi chiaramente man mano che andiamo giù cambiamo anche la quota di profondità diciamo del nostro strato e quindi la posizione di conseguenza dei nostri reperti in profondità. Una volta recuperata la posizione dei reperti, viene già effettuato in scavo un lavaggio. Questo lavaggio poi prevede anche un'asciugatura lenta. Sembra una cosa banale da dire, ma reperti che sono stati per moltissimi anni sottoterra, all'umido, impregnati d'acqua, se si asciugano nel giro di poco tempo rischiano di avere delle rotture poi da dover restaurare o anche rotture irreparabili, come per esempio nel caso delle ossa che magari si frantumano e poi è possibile rimontarle. Quindi dopo questa asciugatura lenta ogni reperto viene insacchettato singolarmente e ogni reperto possiede un cartellino identificativo dove c'è un numero progressivo, quindi un numero che ha solo quel reperto. Dopodiché vengono segnati il quadrato di provenienza del famoso gioco della battaglia navale di cui parlavo prima e anche lo strato di provenienza, quindi dove ci troviamo, diciamo, stratigraficamente. Dopodiché anche i reperti che vengono fuori dal setaccio hanno bisogno di essere conferiti ed etichettati. Vi dicevo che emergono per lo più frammenti, carboni, gusci, semi, però ogni tanto vengono fuori anche dei reperti insomma di notevole, diciamo, di notevole rilievo, come per esempio questa perlina in osso che è quasi impossibile individuare in situ, ma una volta recuperata all'interno della fase di vaglio viene a far parte comunque dell'insieme dei reperti rinvenuti. L'archeologa in questa fotografia, tra l'altro, ha di fronte a sé dei vasetti, purtroppo da questa foto non si riesce a vedere, ma dentro c'è acqua con i gusci e semi non carbonizzati, perché gusci e semi non carbonizzati hanno bisogno della una prima conservazione in acqua per poi essere trasferiti in laboratorio dove vengono essiccati, contati e diciamo, inseriti in database, esattamente. Lo scavo è fondamentalmente un processo distruttivo, cioè una volta tolto non si torna più indietro. Quindi una cosa super fondamentale, ma già si era intuito da alcune immagini precedenti, è documentare sempre tutto, sia con le posizioni dei reperti, ma anche per esempio facendo un diario di scavo giornaliero e facendo anche una serie di rilievi e di fotografie. I rilievi e le fotografie noi li immaginiamo sempre fatti magari con il cellulare o con la macchina fotografica, in realtà in scavo avevamo a disposizione anche l'operatore che guidava il drone, quindi abbiamo fatto i rilievi anche attraverso il drone e Luxottica ci ha fornito, insomma, invece di sponsor, anche degli occhiali che ci permettevano di registrare video e foto. Un'altra cosa fondamentale che viene fatta all'interno di uno scavo è prelevare dei campioni di terra
da cui vengono poi estratti i reperti più piccoli che non si vedono a occhio nudo e neanche nel setaccio, ossia i pollini. Individuare i pollini all'interno di uno scavo è fondamentale perché ci fa capire un po' quale tipologia di vegetazione c'era sia diciamo, nei pressi del sito archeologico, ma anche a una determinata distanza, perché alcune piante hanno la diffusione dei pollini tramite aria, quindi diffusione aerea, e quindi vengono trasportate anche per una certa quantità di chilometri. Quindi gli esperti pallinologi riescono a capire in base alle quantità se una pianta si trovava nella prossimità del sito o a una certa distanza. L'immagine che vi sto mostrando qui è esemplificativa, non proviene dal nostro scavo, però l'ho voluta inserire comunque per mostrare che comunque ci sono, diciamo, le forme dei pollini sono specie specifiche, quindi ogni albero, ogni essenza erbacea, arborea che sia, ha il suo polline specie specifico e quindi ci sono poi le tavole di riconoscimento. Mentre nell'altra fotografia c'è l'archeologo che sta prelevando i campioni di terra. E come aveva già anticipato anche la dottoressa Modolo, vengono fatte anche una serie di indagini geofisiche, sono state fatte per un totale di 10.000 metri quadri indagati intorno e sull'area di scavo, che ha permesso tra l'altro di individuare anche l'ex sponda del lago, che poi è stata intercettata anche da una parte dello scavo. Le indagini geofisiche fanno parte di quelle indagini non invasive, quindi non viene fatto nessun intervento che intacca il sito archeologico. Questo è un report dei reperti, si vede subito che nel 2023 rispetto al 2022 c'è stato un aumento, ma questo perché ci siamo ampliati con l'area di scavo e anche perché c'era anche più forza lavoro. Ecco. I reperti individuati sono suddivisi fondamentalmente in categorie e la prima che vi presento è la ceramica. Per quanto riguarda i reperti ceramici, uno dei reperti più famosi è il tipico vaso, il contenitore di terracotta fondamentalmente, che veniva usato in questi contesti per cucinare, per l'acqua, ma anche per conservare per esempio le derrate alimentari che provenivano dall'agricoltura. E ogni diciamo cultura del range temporale di cui fanno parte le palafitte, aveva le proprie decorazioni e le proprie forme tipiche. Quindi la ceramica è uno di quegli elementi che ci permette diciamo di avere una datazione e anche di inserire all'interno di una scatola culturale il nostro sito palafitticolo. Qui nello specifico, negli esempi di questi 4 reperti che sono stati trovati nello scavo dei laghi di San Giorgio e Santa Maria, troviamo delle decorazioni, per esempio fatte a cordoni o con l'aggiunta di bugne fondamentalmente. Ogni diciamo, oggetto ceramico ha un impasto ben preciso perché ogni oggetto ceramico poteva essere utilizzato per diversi scopi. Per esempio i contenitori che venivano utilizzati per cucinare, per essere adatti a rimanere per lungo tempo e per tante volte in contatto con il fuoco, avevano un impasto diverso rispetto a quelli che venivano utilizzati semplicemente come contenitori diciamo, per servire il cibo fondamentalmente. Oltre ai contenitori di terracotta che sono tra i più famosi all'interno della loro categoria, ci sono altri reperti ceramici, come per esempio quelli legati alla filatura e alla tessitura. Il reperto A, per esempio, anzi i 2 reperti della figura A rappresentano delle fusaiole che qui nell'immagine ricostruttiva viene spiegato bene a che cosa servono, sono praticamente i fusi manuali che venivano utilizzati per trasformare la fibra vegetale, in questo caso si parla di lino, in filo che poi veniva montato sul telaio e trasformato in tessuto.
Questo qua di fianco invece è un frammento, il reperto B, visto in 3 visioni diverse, che rappresenta l'angolo di un peso reniforme, che sostanzialmente sono questi pesi a forma di semiluna che servivano per mantenere dritto e tirato i fili dell'ordito che venivano montati sul telaio. I fili dell'ordito fondamentalmente sono quelli che vanno dal basso verso l'alto. Poi chiaramente vengono trovati tutti i reperti che hanno a che fare con, diciamo, con le faune. In questo caso noi siamo in una fase sì preistorica e protostorica in cui si hanno già gli animali domestici, quindi abbiamo sia ritrovamenti di animali selvatici ma anche di animali domestici. Nello specifico quello che vedete in questa presentazione sono praticamente tutte ossa di bovide, tranne questa che è di cervide. Ecco qua. Nello specifico questa qui è la cavicchia ossea, ovvero la parte interna del corno della mucca. Poi abbiamo anche un'altra categoria, questi che vi ho mostrato prima sono tutte ossa dello scheletro postcraniale, quindi quelle al di sotto del cranio fondamentalmente, mentre invece queste della prima riga fanno parte del cranio, sono denti fondamentalmente o mandibole in questo caso con ancora i denti attaccati. Abbiamo una mandibola di suide. Dopodiché qui abbiamo un dente isolato di suide, qui in questo punto abbiamo una mandibola di castoro che tra l'altro non è più presente nella fauna attuale e questo Marta rammentami. Ecco, è sempre un bovide, ecco. Marta è specializzata in archeozoologia, quindi ogni tanto ha bisogno di qualche refresh. Mentre nella parte inferiore di questa slide abbiamo la presenza di vertebre di pesce, perché va bene animali selvatici e domestici, ma siamo nei pressi di un lago, quindi c'era anche tutta la parte riguardante la pesca. Il materiale faunistico è presente sia sotto forma di ossa, ma molte di queste presentano anche interventi antropici. Quelle che vi ho mostrato prima, se viste diciamo di persona e da personale esperto, presentano tracce di strie di macellazione, che sono quelle righe che rimangono sulle ossa quando viene macellato l'animale, fratture fondamentalmente ad opera dell'uomo e poi pezzi di osso li ritroviamo anche trasformati, per esempio in punteruoli, come questo caso. Abbiamo questo pezzettino di osso che addirittura ha una riga, fondamentalmente potrebbe essere diciamo, un inizio di lavorazione e poi alcune ossa vengono trasformate in perline, come quella che avete visto prima, e anche alcuni denti vengono utilizzati come ornamento. In questo caso abbiamo un dente di tasso. Poi c'è tutta la parte che riguarda la flora, ovviamente, i pollini, come già citato prima, ma anche i macroresti come i carboni, i semi e ovviamente le teste dei pali. Un'altra categoria di materiali è quella della selce scheggiata, non essendoci coltelli di metallo o attrezzi di metallo in questa fase, venivano utilizzati principalmente diciamo, per i lavori domestici, manufatti creati con questo materiale che è la selce, che veniva scheggiata fondamentalmente. Quindi da questi blocchi che ormai sono esauriti venivano estratti dei pezzi che si chiamano schegge fondamentalmente, che poi venivano trasformati in oggetti di uso quotidiano, che potevano essere coltelli, raschiatoi per pulire le pelli, per esempio anche falcetti per la mietitura dei cereali sui campi coltivati. Un'altra cosa che si poteva fare con la selce
è diciamo creare le punte di proiettile, quindi per le frecce per andare a caccia, perché sì, c'erano gli animali domestici, ma la caccia veniva ancora praticata, e qui le abbiamo messe praticamente tutte, quindi queste qua sono tutte quelle che abbiamo ritrovato, tutte quante. Tra l'altro ce n'era, e non sono poche, esatto, ce n'era una in particolare in cui mi sono accorta che la frattura non è dovuta all'impatto della freccia con un animale, con un albero, con un sasso, qualsivoglia, ma questa frattura si è verificata durante la costruzione. Quindi, come ho già detto, sì, è diventato uno scarto, perché durante la fase di creazione dalla scheggia, durante la fase di modificazione, scusate, della scheggia per trasformarla in punta di freccia, niente, gli si è rotta in mano fondamentalmente, quindi questo poteva succedere, ecco, anche all'epoca. Esatto, però per noi è un bell'indizio, perché si riesce a intravedere qual era il supporto di partenza che avevano scelto, cosa non fattibile nelle altre frecce complete. Ecco. Sono stati trovati anche cioè è stato trovato anche un oggetto di metallo, quindi il metallo effettivamente c'era, nella fase dell'età del rame, dell'età del bronzo, in cui coincidono anche gli abitati palafitticoli, però in questo caso non venivano utilizzati per fare oggetti ad uso domestico per il momento. Però un amo in bronzo, sì, quindi lame ad uso domestico, ecco, però qui abbiamo un amo in bronzo per la pesca, quindi un amo a doppio gancio in bronzo. Poi sono stati rinvenuti dei resti umani, qui nello specifico abbiamo un dente visto dalla parte occlusale, quindi dove si toccano i due denti, e un secondo dente visto sempre dalla parte occlusale e dalla parte linguale, quindi dove tocca la lingua fondamentalmente. Di denti ne sono stati trovati 4, 2 di bambino, quindi 2 denti da latte fondamentalmente, e 2 denti di adulto. Trovare resti umani in contesti palafitticoli è sempre, diciamo, un evento, perché sono diffusi, ma non tantissimo. Le sepolture legate agli abitati palafitticoli non cioè dove diciamo facessero terminare le la il diciamo il viaggio dei loro cari non si sa con precisione. Comunque ogni tanto si trovano denti isolati, oppure crani umani isolati dal resto del corpo, o anche femori, omeri, quindi ossa lunghe ma sempre separati da tutto il resto del corpo, quindi non si sa esattamente quali fossero i rituali di diciamo post mortem. In ultima sì? Sì, in bronzo, scusate, pensavo di averlo detto, pardon. Sì, in questo caso è bronzo, sì. In ultima è stato rinvenuto anche un frammento di cristallo di rocca, che di fatto non è un materiale, è pietra, ma cioè è ossido di silicio fondamentalmente, ma non è originario della zona dei laghi. Arriva dalla fascia più sopra, quindi dalla fascia alpina. Questo significa che sovente capita che nei siti archeologici ci si trovino anche dei materiali e degli oggetti fatti con materiali che arrivano anche da una certa distanza. Questo ci dà, se un oggetto molto piccolo, perché vedete la scala, un oggetto molto piccolo ci dà una grande informazione, quindi contatti e scambi anche a lungo raggio. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi stordito, ripasso la parola al dottor Tommasi e grazie mille per l'attenzione. Beh, è stata una bella carrellata sia metodologica che di reperti, di varie classi di reperti, è stata simpatica. Adesso parla per ultimo l'architetto Fattorell, per penultimo, ma insomma è una sì, laureato allo UAV di Venezia, partecipa naturalmente dall'inizio al progetto Relacus e ha fatto anche delle campagne di studio, diciamo, in Africa, sia nell'Africa continentale, Benin,
che è l'ex colonia francese del Dahomey, che è nel Madagascar, e adesso vi parla delle palafitte dal punto di vista etnografico, antropologico e anche archeologico. E quindi passo la parola direttamente a lui. Grazie. Buonasera anche da parte mia. Allora, iniziamo facendo 5 minuti di viaggio. Velocissimo, spero si senta. Partendo da dove siamo rimasti con i 2 interventi precedenti. E prima ci spostiamo in Madagascar, quarta isola più grande al mondo. Originariamente era un binario di treni, tagliano precisamente. E poi facciamo un altro salto e andiamo nel Golfo di Guinea. Sono 2 esempi, ce ne sarebbero altri al mondo. In Benin, attualmente Benin, regno del Dahomey, precedentemente, nella città di Gambier, conosciuta come la Venezia d'Africa.
Sostanzialmente un confronto etnografico, seppur molte di queste immagini possano sembrare simili, viste più volte, aiuta gli archeologi a individuare degli elementi che possono essere comuni a quelle che sono le ricerche che loro stanno facendo. Non tutto è documentabile attraverso il dato scientifico, bisogna anche partire a volte da delle suggestioni che permettono di iniziare un percorso che poi il dato scientifico è in grado di confermare o meno, però quantomeno a volte, soprattutto, non so, nella presenza dei pali, nella loro distribuzione, si può pensare che queste popolazioni che attualmente vivono in queste condizioni, ma lo fanno da sempre e tramandano un saper fare che arriva da millenni, possa essere il modo più vicino possibile per dare per spiegare dei comportamenti, delle abitudini, almeno questo. Un famoso studio etnografico dei coniugi Petrarchei individua in tutta una fascia che pur geograficamente distante si unisce per un saper fare comune, e qui è rappresentata in un'area che può essere compresa tra i tropici, dove vengono individuate appunto dei modi di fare comuni, nonostante in quei millenni le popolazioni logicamente non avessero dei contatti diretti tra di loro. Abbiamo visto il primo caso, il Madagascar, si stacca dal continente africano 160 milioni di anni fa, faceva parte del macro continente del Gondwana, e ci siamo concentrati sulla città di Manakara. Manakara è una città a sud-est, guarda le isole di Mauritius, la Réunion, più in su abbiamo Seychelles, perché quest'area forestale con clima tropicale è caratterizzata da insediamenti e strutture vegetali su piloti, su palafitte. Questo è il centro abitato. Questo è si sente meglio? Ok, grazie. Questo è il centro abitato di Manakara. Manakara è una città che si sviluppa attorno agli anni 20 durante quella che è l'occupazione francese, e successivamente negli anni 30 conosce anche un turismo, flussi turistici sempre legati al periodo coloniale, e per poi, con l'abbandono dopo la rivoluzione del 1947, via via scema questa sorta di benestare economico. È una tra le poche città che a livello di infrastrutture, ferrovia, porto e anche un piccolo aeroporto. Questa è una vista a volo d'uccello del quartiere, si nota la suddivisione col boulevard francese, l'impostazione bene o male è quella, e poi iniziamo a fare quello che è un percorso più legato al contesto e al saper fare, all'insediamento. L'insediamento in Madagascar, questa è una curiosità che non può essere connessa al contesto protostorico, l'insediamento del Madagascar ha dei principi fondamentali, a differenza del Benin, che si basano sul rapporto con l'astrale, molto probabilmente perché successivamente al 620 i primi abitanti del Madagascar furono i Wazimba e arrivarono dal continente, dall'Austronesia, principalmente dall'area del Borneo, per intenderci. Successivamente nel 622 ci furono delle migrazioni arabe. Queste migrazioni arabe medio orientali portarono molto probabilmente questa connessione con l'aspetto astrale, per cui le abitazioni su palafitta in Madagascar, in questa zona principalmente, tengono sempre l'asse nord-sud. Vedremo che per il Benin l'insediamento si sviluppa in un altro modo, con altre indicazioni.
Lo stesso tipo di orientamento lo si trova all'interno di un insediamento, diciamo un quartiere. La città di Manakara è una città che è divisa in fukuntani. I fukuntani la parola fukuntani vuol dire piccole tribù. È uno tra gli elementi che ritroviamo anche noi nei nostri centri abitati fino all'800, dove sostanzialmente ci sono dei casi. Mi viene un esempio per una ricerca recente: Resera, in comune di Tarzo, attorno all'800, i 48-68 abitanti che aveva Resera erano tutti quanti cognome De Martin. Qui sostanzialmente funziona una cosa simile, dove c'è una famiglia, questa famiglia è talmente feconda, è talmente numerosa che riesce a determinare un quartiere. Il quartiere viene gestito in un modo gerarchico, con il capofamiglia, il primogenito, i figli, e successivamente poi c'è uno spazio cerimoniale a lato di quella che è la parte residenziale, e poi i granai e gli alimenti e stoccaggio. Alcuni esempi: tendenzialmente anche in questa zona qui anche i tamponamenti delle pareti sono vegetali. Poi ci sono varie declinazioni, diciamo. Io vi presento quella che da un punto di vista formalmente corretto dovrebbe essere l'abitazione, che si delinea in modo simile ad alcuni ritrovamenti fatti in contesto palafitticolo protostorico. In questo caso, nel caso di Manakara del Madagascar, della costa comunque sud-est, abbiamo un'ossatura perimetrale fatta del gambo, del tronco principale della ravinala. La ravinala è la palma endemica del Madagascar, che vuol dire foglia della foresta. È una pianta della quale i malgaci non buttano via niente, e con la pianta, utilizzandone tutte le varie parti, riescono a farsi una loro abitazione, che di solito misura sui 6x3, 6x4, ed è divisa tendenzialmente in 2 spazi anche per questioni di comodità. A livello originale invece l'ambiente era unico, ripeto, una struttura perimetrale sorretta da pali, sopraelevata dal terreno, il plateau, un unico palo centrale, perché la verticalità è una cosa sacra. C'è la verticalità all'interno della casa con il palo centrale, dove attorno si raduna la famiglia. La stessa verticalità la si trova all'interno di un insediamento, di un villaggio, in quella che noi definiremo la piazza, dove ci può essere o un palo piantato o un albero oppure una pietra, e diventa il punto di aggregazione con la comunità, e questo si rifà a una verticalità ancestrale di collegamento tra la terra e l'aldilà. Altri esempi, appunto, dove si può vedere sempre realizzate in ravinala i tronchi perimetrali, poi le foglie secche, che sono dei terrati, servono per fare la copertura, sono coperture leggere, non sono rivestite in terra come in altri casi vedremo in Benin, e utilizzano anche il banano. Il banano serve come elementi costruttivi che tengono insieme questa specie di brisoleil fatto sempre con la corteccia della ravinala. In alcuni casi si utilizza la raffia per riuscire a intrecciare e a tenere insieme gli elementi portanti. Dove non è presente il banano, si utilizza il bambù. Uno tra gli elementi fondamentali che si possono riscontrare oggigiorno e che sono presenti sicuramente anche nel contesto protostorico è quello della facile reperibilità del materiale, e quello di una logica di grande sensibilità nei confronti di ciò che la natura è in grado di offrire. Se si ha rispetto nei confronti della natura, questo rispetto poi, costruendone la casa, rientra anche nei comportamenti familiari all'interno della casa. Altri esempi di particolari costruttivi, significativo soprattutto quello di destra, dove per proteggere il granaio dai roditori, l'emergenza principale che sussiste in questi territori, che molto probabilmente era anche quella nei contesti protostorici, considerando la scarsa densità della popolazione in un vasto territorio, era quella della sussistenza alimentare. Se io proteggo il cibo, automaticamente ho già fatto
più del 50% del lavoro. E i roditori sono i nemici per antonomasia, a differenza magari di un insetto. In quegli anni non faceva paura la zanzara che potesse portare la malaria, ma il roditore sicuramente creava un danno che era irreparabile. Questi dischi delle immagini di destra servono appunto per evitare che il roditore riesca a fare il giro ed entrare all'interno del granaio. Facciamo il salto, torniamo in Benin, come dicevo, antico regno del Dahomey, siamo nella costa sud con l'Africa, Cotonou e Gambier, che vedremo, sono diciamo sempre state fondamentali perché erano la porta delle tratte poi schiaviste che portavano in Centro America. L'impostazione vista dal satellite è pressoché la stessa, anche in questo caso il centro abitato è diviso in quartieri, non si chiamano logicamente Fukuntani, adesso i Com'è si chiamano, e sono anche qui divisi per contesto familiare. Ogni quartiere ha una sua famiglia. La distribuzione è prevalentemente in questo caso su acqua, mentre Manakara si possono trovare, come citava prima la dottoressa Modolo, la copresenza di vari tipi di strutture che potevano essere totalmente in acqua piuttosto che su terra. Questo esiste ancora a Manakara, mentre Gambier è conosciuta come Venezia d'Africa perché è totalmente su acqua. Poi le abitazioni, in questo caso logicamente ci sono delle distorsioni legate all'arrivo di nuovi materiali, però bene o male il contesto è la casa grande porta una famiglia grande, il contesto piccolo porta una famiglia piccola. Questo aiuta anche a riuscirsi a relazionare all'interno degli spazi. Ci si muove su acqua con imbarcazioni monossili, poi vedremo. Una tipologia di nucleo familiare dove si ha un edificio che è il C diviso con il B, dove c'è uno spazio per dormire solo per il capofamiglia e uno spazio che poteva essere la cucina, una sorta di portico, un'altra seconda cucina, lo spazio centrale che è la E è lo spazio del culto, anche quello riservato tendenzialmente all'uomo e basta, e poi ci sono le camere, appunto il capofamiglia non dorme con le mogli, la o le mogli, e non dorme assolutamente neanche con i figli. Questi nuclei, piccoli nuclei insediativi, si venivano a formare su una specie di terreno che veniva un po' bonificato a formare una collinetta per dare anche uno spazio asciutto. Poi per famiglie molto più grandi e con una capacità, con una possibilità economica sicuramente maggiore, si avevano per ogni figlio la singola abitazione. Appunto, come dicevo, ci si muove su acqua, siamo a Venezia sostanzialmente. Le due tipologie che però troviamo in Benin, a differenza di Manakara, sono il fatto che la struttura poteva essere più o meno rivestita con terra. Questo cosa implicava? Che quella rivestita con terra, per chi di voi è stato a visitare il Parco Archeologico Didattico dell'Ibele, le costruzioni imitative che sono state realizzate sono rivestite in terra. Questo porta a un maggiore peso, logicamente, della struttura, a una maggiore durata della struttura e di conseguenza la struttura portante doveva essere differente. Nel primo caso troviamo, sono più le abitazioni, quelle di sinistra per dire, con le varie possibilità da terraferma fino a totalmente in acqua, hanno un'ossatura molto simile a quelle di Manakara, col palo centrale e l'ossatura perimetrale. Mentre nel caso di destra, dovendo supportare più peso, riscontriamo una quantità di pali che è notevolmente maggiore, si distribuisce a sostenere tutto il plateau per questioni, come abbiamo detto, di peso, e come ci sono varie immagini storiche che riguardano ad esempio Fiavet, mi sembra, mostrano questa serie di pali posti in modo non regolare, per cui l'archeologo in questo caso può dire: in alcuni casi noi ci troviamo all'interno anche dei 111 siti palafitticoli nel primo caso, in altri casi, come è presente anche a Colmaggiore, si trova non per forza una maglia totalmente regolare. Non per forza, vedremo, sono case, edifici residenziali, tutto stava sopraelevato per ragioni di controllo, soprattutto sull'alimentazione.
Un altro esempio di palafitte, come l'abbiamo visti sul video, questa è stata costruita recentemente, siamo nel 2012, per cui c'è chi ancora continua a tramandare questo saper fare. Curiosità del Benin, mentre la casa malgascia ha questo rapporto con l'ancestrale, per cui i 4 lati non sono 4 lati paralleli per cui ricorderebbero la tomba, non viene fatta in pietra perché è una casa che deve durare nella vita di chi la abita e non deve sostituirsi al rapporto con l'eterno che è dettato dalla pietra. Nel Benin invece la trasfigurazione, questa somiglianza, questa analogia viene fatta con la donna, e che è una delle classiche rappresentazioni dell'artigianato locale, dove la testa è il tetto, le braccia, l'ossatura e poi le gambe, l'attacco a terra. Dettagli costruttivi che arrivano fino ad essere veramente elementi anche di decoro all'interno dell'abitazione, e alcuni tratti che poi si ritrovano nel contesto protostorico, la presenza del focolare, la suddivisione eventuale degli ambienti, come abbiamo detto, e il focolare che poi all'interno delle palafitte creava del fumo. Quel fumo, che poi veniva fatto uscire attraverso delle piccole aperture triangolari nella sommità delle falde, aiutava anche ad allontanare gli insetti, perché comunque il territorio, il luogo non era un luogo salubre, e lo possiamo verificare oggigiorno. Sicuramente c'era una grande quantità di presenza di insetti, però molto probabilmente non era quello il nemico da cui sconfiggere, se non la possibilità di essere attaccati, e l'acqua rallentava questa possibilità, la salvaguardia degli alimenti, la pesca, la sussistenza alimentare e tante altre cose. Appunto, sussistenza, queste sono immagini recenti del Madagascar, e si può pensare che accadesse una situazione analoga di questo tipo, per cui i rapporti tra le persone, gli uomini pescano, Benin, c'è un comportamento a distanza di migliaia di chilometri che è dettato dal saper fare, si pesca in quel modo, non c'è da inventarsi niente di più. Le imbarcazioni monossili, non siamo riusciti quest'anno a recuperarla, forse il georadar aveva dato qualche segnale positivo, sarebbe stata il desiderio, nel 2023 era recuperiamo l'uomo e sono emersi 4 denti, il tentativo di quest'anno era dobbiamo avere la piroga. Perché? Perché in un contesto di rivalità buona, la bontà del sito e anche l'attenzione che i finanziatori possono dare deriva anche da cosa effettivamente si riesce a recuperare e il paragone scientifico che poi si riesce a creare in un contesto europeo. E la piroga monossile ce l'abbiamo a Lucone, in provincia di Brescia, e insomma, è una bella cosa. Che poi venivano ormeggiate. Abbiamo, grazie al georadar, individuato, prima siamo partiti dalla cartografia storica, dai catasti, che è quella un po' più regolare, più precisa, e abbiamo detto, qua ci poteva essere il lago. 2 anni fa sono state fatte le indagini con il georadar ed effettivamente davano una differenza di densità del terreno anomala. Facendo lo scavo, che è l'ultimo step, effettivamente abbiamo visto come la parte di torba, che è quella antropizzata, scemava in modo rapido, e lì abbiamo trovato qual era la speranza. Magari hanno abbandonato qualche piroga. Non solo, si crea anche un insieme di relazioni sociali. Anche questo è fondamentale, e si può dire poteva esistere anche in questo contesto antico. Qui siamo a Gambier, gli uomini vanno a pescare, arrivano al battino col pesce, poi le donne si occupano delle relazioni e del commercio. Le nasse, così esistevano e così esistono, non per forza, come dicevo, si trovano solo ed esclusivamente delle residenze, per cui con una certa dimensione, con una certa funzione, ma anche gli animali domestici venivano protetti dalla fauna selvatica che li poteva uccidere. Per cui i recinti, è possibile immaginare che il recinto fosse anche quello, la presenza di pali che si trovano, magari quelli più piccoli, poteva essere un recinto per gli animali domestici. L'utilizzo del fuoco, chi utilizzava il legno aveva a che fare con la materia viva, chi si relazionava con la pietra aveva dal canto suo il rapporto con l'aldilà.
Chi invece lavorava il ferro era colui che aveva la forza, per cui anche dei ruoli che in un qualche modo sostituivano magari quello che poteva essere il nome della persona con il mestiere che faceva e diventava nel villaggio il punto di riferimento per gestire. E come ho mostrato prima nell'ingrandimento, anche le derrate alimentari, lo stoccaggio alimentare doveva essere salvaguardato con delle piccole palafitte su terra o su acqua che non avevano niente a che vedere con le dimensioni dell'abitato. Prima citava la dottoressa Conte i resti anche vegetali, le stuoie, c'era artigianato, c'era la tessitura, c'era il colorare con i pigmenti, i tessuti. Una piccola bibliografia, se qualcuno volesse approfondire, non c'è molto, anche i documenti video sono stati difficili da essere recuperati perché negli anni 50 era difficile muoversi con una cinepresa in contesti che erano abbastanza pericolosi da un punto di vista della salute. Qui dove il passato è ancora proiezione dell'avvenire. Vi ringrazio. Adesso la dottoressa Modolo chiude e volevo ricordare che gli stessi tipi di furbizie antiratti sono in uso negli Oreos della Galizia. Li abbiamo visti uguali, anche in Galizia sono tutti su pali e i pali in parte alta hanno un elemento in pietra rotondo che impedisce ai ratti di arrivare su a mangiare. Uguali, precisi, identici, è la prima volta che li vedo così, sulle palafitte. Magari lì facevano anche in preistoria, però non riuscendo a ricostruire esattamente tutto dalle fonti è impossibile dirlo, ma ci può stare che lo facessero. Vi faccio vedere più che altro una carrellata di immagini per concludere che riguardano un po' l'archeologia pubblica, quindi voi avete visto con la dottoressa Conte quella che era la parte scientifica, che è quella che a noi archeologi sostanzialmente ci interessa perché questo è il nostro mestiere, ma quello che è importante, che viene fatto soprattutto negli ultimi anni a livello archeologico, è quello di coinvolgere anche la comunità, perché fin tanto che io parlo con i miei colleghi di archeologia ce la ridiamo fra noi e va bene così, però è giusto che le persone siano a conoscenza di quello che è il nostro patrimonio e soprattutto che abbiano la possibilità anche di vedere quella che è l'attività di scavo nel nostro caso, perché si tratta di attività, credo e suppongo anche interessanti, che ci raccontano quella che era la storia del nostro passato. Un po' un bilancio, nel corso di questi anni sono state tante le persone che hanno sostenuto questo progetto, sia a livello di finanziamenti, sia come patrocini culturali, quindi li ricordiamo sicuramente tutti e li ringraziamo tutti perché c'è stata una collaborazione ottima a livello del territorio. Infatti la maggior parte dei contributi che noi abbiamo ricevuto sono venuti dalle amministrazioni comunali, dal terzo settore, da privati, da fondi europei e soprattutto nell'ultimo anno, quindi nel 2023, da fondi regionali perché la Regione del Veneto ci ha finanziato un grosso progetto che poi vedremo, che riguardava proprio la divulgazione e l'archeologia pubblica. Quello che è interessante è che tutti questi finanziamenti sono stati spesi per le attività di scavo naturalmente, ma sono anche stati ridistribuiti all'interno del nostro stesso territorio. Abbiamo organizzato soprattutto dal 2022 giornate a porte aperte perché avevamo un settore di scavo un po' più ampio che ci permetteva di far vedere e conoscere qualcosa, quindi con le scuole del territorio, Tarso, Fullina, Revine e Santa Maria, la scuola di Santa Maria, sono venuti a farci visita, come anche i gruppi e centri estivi del Parco dell'Ivelet. Quindi i bimbi vengono, vedono che cosa facciamo, si divertono, gli spieghiamo come funziona lo scavo e in alcuni casi, come qui, fanno delle attività, quindi fanno uno scavo simulato per vedere come lavora l'archeologo. Giornata a porte aperte anche per gli adulti, quindi con le amministrazioni comunali e con persone che possono venire lì perché sono interessate, anche durante le domeniche, quindi a scavo chiuso l'abbiamo riaperto per fare le visite guidate e poi questa era in particolare
era la giornata del centenario, di inaugurazione del centenario proprio nel 2023. Facciamo vedere sia lo scavo sia una parte dei materiali trovati, di solito quelli più belli naturalmente. C'è anche l'archeologia inclusiva, perché abbiamo avuto la fortuna di ospitare delle persone con disabilità, perché potevano accedere allo scavo tramite tutta la passerella che era stata costruita. E poi siamo stati anche a trovare dei nonnini nella parrocchia di Lago, non potendo venire loro in scavo, abbiamo portato il computer e gli abbiamo fatto vedere con delle foto quello che c'è prossimo a loro. C'è anche però una parte formativa che non riguarda solo gli archeologi o gli studenti che studiano archeologia, ma anche gli studenti delle superiori, perché sono venuti tantissimi studenti nel 2023 del liceo Flaminio, in particolare di Vittorio Veneto, che dovevano accumulare dei crediti formativi per la scuola e hanno deciso di venire in scavo per farlo, quindi anziché andare in un'azienda o in qualsiasi altro luogo per fare formazione e crediti, sono venuti in scavo, quindi hanno fatto quelle attività che possono essere adibite a loro, quindi per esempio il vaglio dei materiali sui vassoi, piuttosto che il lavaggio degli stessi, quindi sempre coordinati da archeologi, però hanno imparato a fare delle attività che altrimenti non potrebbero fare. E abbiamo fatto anche un po' di impresa, diciamo così, perché abbiamo unito quella che è stata l'archeologia alla nostra tradizione vinicola del territorio, per cui la dottoressa Conte, con un'idea dell'architetto Fattorelli, io in questo non c'entro niente, e con Daniele, il compagno di Giulia, e con la cantina Vini Meneguz e l'anificio Bottoli hanno creato queste splendide bottiglie preistoriche, sia di nero sia di bianco, quindi il vino ovviamente è attuale, non si sarebbe potuto conservare, però tutte queste vestizioni delle bottiglie, i ciondoli appesi fatti in argilla cucinata in fossa, o questi pezzi di pelle, vero questo avete utilizzato, erano materiali, pelle di recupero, erano materiali utilizzati in preistoria che possono essere riutilizzati oggi, e quindi abbiamo creato per il centenario, finanziato dalla regione, proprio queste serie di bottiglie limitate. Abbiamo fatto anche una serie di incontri culturali fin dal 2019, inizialmente per presentare il progetto, dopo per presentare ogni anno un po' i risultati che avevamo ottenuto, sia per la cittadinanza, quindi conferenze aperte al pubblico, come per esempio quella di oggi, anche queste con l'Associazione Nazionale Archeologi. L'ultima, l'anno scorso, abbiamo fatto 3 giorni di convegno a Vittorio Veneto, e poi in alcuni casi ci invitano a parlare, a presentare del nostro progetto. Più rivolta invece alla parte scientifica, abbiamo anche in questo caso partecipato a vari convegni internazionali, Belfast, Roma l'anno scorso, siamo stati invitati dall'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria per presentare in un evento annuale di Turisma. Questa è una delle attività collaterali fatte all'interno del nostro progetto, anche questo è stato finanziato da Regione del Veneto per fare tutta una serie di attività che riguardavano conferenze, ma non solo, anche archeologia imitativa al Parco dell'Ivelet, e abbiamo chiamato delle associazioni che fanno anche rievocazioni archeologiche, storiche, preistoriche, per coinvolgere la comunità nell'ambito appunto dell'archeologia, della conoscenza del patrimonio. Questo è stato il progetto 1923-2023, finanziato appunto dalla Regione del Veneto, che ha previsto tutta quella serie di attività che vi ho presentato fino ad oggi, quindi valorizzazione e coinvolgimento, divulgazione alla comunità. Non per ultima, un'esposizione temporanea che è stata fatta quest'anno al Museo del Castello di Conegliano, che ha previsto sia l'esposizione di una selezione di reperti trovati in scavo durante quest'anno, e anche un'esposizione fotografica
con dei particolari di fotografie, di analisi, di studi che vengono fatti in laboratorio per studiare i materiali archeologici che troviamo e sotto una spiegazione di come vengono fatte queste attività. C'è sempre anche una sensibilità verso quella che è la natura, d'accordo? Per cui in collaborazione con il nucleo tutela biodiversità di Vittorio Veneto e Palus San Marco siamo andati nella riserva di Somadida a recuperare dei tronchi di abete che erano stati poi riutilizzati in parte durante la mostra che abbiamo fatto in Castello a Conegliano, a simulazione di quelli che erano i tronchi, i pali delle palafitte. Divulgazione a mezzo stampa, abbiamo tantissime persone che in questi anni ci hanno sempre seguito e che ci continuano a pubblicare degli articoli sulle scoperte o per l'inizio delle campagne o se troviamo qualcosa di particolare, che ringraziamo tutti. Abbiamo fatto anche qualche diretta l'anno scorso streaming dallo scavo con gli occhiali che ci ha dato Luxottica, perché chi voleva poteva accedere a Facebook e guardare direttamente le operazioni di scavo senza venire fisicamente presso tale. Per cui grazie anche a questo progetto che è stato finanziato dalla Regione, sicuramente i nostri social networks hanno incrementato la visualizzazione da parte delle persone. Si tratta molto spesso anche di passaparola, di condivisioni proprio per diffondere e raggiungere il maggior numero di persone. Questo è un po' più difficile che ci possiate venire perché sarà la prossima e ultima conferenza di quest'anno che faremo a Celano in Abruzzo presso il castello di Piccolomini il 30 novembre, però qualora foste in zona potete venire a ascoltarci anche lì. Grazie dell'attenzione. Sì, i colleghi qui avrebbero finito, ma se qualcuno di voi altri ha qualche domanda da fare, avete gli specialisti, possono rispondervi benissimo. Per il prossimo anno è in previsione un'altra campagna di scavo o tutto finisce qui? Dunque, non si sa, nel senso che per quest'anno le indagini purtroppo sono state bloccate e quindi non abbiamo portato avanti lo scavo, abbiamo cercato il più possibile di fare attività, conferenze per comunque continuare a divulgare quello che è stato fatto, ma non per volontà nostra è stato bloccato, per cui non si sa ad oggi quello che succederà, insomma. Per cui noi speriamo di sì, perché il lavoro è stato tanto in questi 5 anni, c'è stato impegno, sacrificio da parte di tutti, collaborazione, persone che hanno studiato, si sono impegnate, sono venuti a scavare. Il posto è bello, i proprietari sono assolutamente disponibili perché noi possiamo andare avanti, però purtroppo non dipende da noi. C'è mancanza di fondi o c'è? No, i fondi ce li abbiamo sempre trovati, ci sono sempre stati, sì, pubblici, privati e comunali, per altre questioni, sì. La datazione presunta delle palafitte nello specifico? Allora, abbiamo fatto una serie di datazioni, in particolare 2, su una cariosside, quindi un semino di orzo, e su un seme di quercia. Siamo tra la fine del V millennio e l'inizio del IV, indicativamente per lo strato, quello che vedete adesso anche in fotografia, lo strato 6, che è il livello di torba, diciamo, dove abbiamo trovato anche i pali. La tipologia di legno, e se si sa da dove arriva? Non hanno fatto analisi ancora, purtroppo, quindi non glielo so dire. Quello che è in corso di anzi è in corso di pubblicazione adesso è lo studio di una parte dei campioni carpologici, quindi semi, resti di vegetali, piante, che è stato fatto da una collega, la dottoressa Carra dell'Università di Bologna. Verrà pubblicato entro la fine di questo e il prossimo anno, però sul legno purtroppo non sono state fatte analisi, per cui non saprei. Sì, si presume che siano tutte specie della zona, insomma, però non saprei dirle purtroppo. No. Non c'è neanche idea
della composizione, per dire, dei pali in sostegno, della pavimentazione? No, perché non abbiamo datato quelli, abbiamo appunto datato 2 semi che erano presenti in questo strato, però le analisi su legno, quindi la dendrocronologia famosa che di solito viene fatta, non... E quindi per quanto riguarda le legature, si sa qualcosa? Nemmeno perché non si sono conservati, quindi le fibre vegetali che servivano per legare non sono stati trovati, o per mancanza di conservazione o perché... Non so se per mancanza di conservazione o perché magari si trovano in un altro settore di scavo, però in quello dove abbiamo lavorato noi non ci sono attestazioni di questo tipo, quindi non le so dire. Al legno e alla tipologia del legno nell'ambito del luogo, insomma. Ecco, se le interessa la parte del legno, nel sito archeologico di Fiavè, che si trova in Trentino Alto Adige, che è sempre un contesto palafitticolo, sono stati molto fortunati per quanto riguarda i rinvenimenti in legno, ma c'è proprio tutta la parte, sia nel museo che nel parco archeologico, che mostra gli incastri, quindi maschio o femmina che venivano creati per fare le giunte, per fare gli incastri, eccetera. Lì c'è, diciamo che tra i siti archeologici, diciamo delle palafitte dell'Italia, è uno di quelli che viene presi ad esempio quando poi bisogna fare delle altre ricostruzioni palafitticole, perché in quel contesto sono stati particolarmente fortunati dal punto di vista dell'artigianato in legno per quanto riguarda le strutture. Per quanto riguarda, sapete sicuramente del Paluda di Livenza, lì ad esempio avete idea di che tipologia di materiali sono stati utilizzati, sempre per la parte delle strutture? Sì. Comunque per il Palù di Livenza, che è stato anche ben pubblicato, trova sicuramente, in internet sono scaricabili gli articoli, tanti, per cui sì, perché sono state fatte parecchie analisi, continuano a scavare, perché è uno di quei siti palafitticoli, tra l'altro inclusi nella lista UNESCO, esatto, per cui la conservazione e anche il proseguimento delle ricerche. In Veneto ne abbiamo 4, sì, esattamente. Il nostro potrebbe essere il quinto, ma sono 10 in Lombardia, 4 nel Veneto, 2 in Trentino, 1 in Friuli e poi c'è quelli più documentati da noi e anche in corso di scavo sono nel lago di Garda, soprattutto il Lucone, che è uno dei siti palafitticoli più belli che ci sono in Veneto, che continua ad essere scavato e che ha dato dei reperti archeologici stupendi, tra cui appunto l'imbarcazione, l'aratro, è uno dei più antichi aratri trovati in Europa in contesti di questo tipo, per cui insomma... Poi quando noi non riusciamo in un sito a trarre delle conclusioni, a dare delle affermazioni, di solito riportiamo dati trovati in altri contesti simili al nostro per cronologia, perché nel nostro caso ci troviamo verso il Neolitico tardo, recente, quindi recente rispetto a noi, per cui facciamo paragoni con altri siti coevi cronologicamente, dove insomma si immagina che utilizzassero stessi materiali o stesse tecniche. A disposizione, sì, lo sfruttamento era prossimo, assolutamente sì. Ultima domanda, c'è una qualche pubblicazione dove attinge la notizia? Guardi, stanno arrivando, non vi preoccupate, ma stanno arrivando. Sono pubblicazioni che vengono fatte da ricercatori universitari, quindi ce n'è in pubblicazione una prossima, che è quella che riguarda appunto tutti i resti vegetali che sono stati trovati, un campionamento, perché sono moltissimi, e poi man mano che vengono studiati insomma i materiali, anche quello che naturalmente abbiamo potuto fare ad oggi. Grazie. Niente, grazie a lei. Scusi, dove si possono reperire poi queste pubblicazioni? Saranno tutte in formato accessibile, per cui noi di solito promuoviamo sempre nella nostra pagina Facebook i link di accesso, se facciamo video per esempio su YouTube, se pubblichiamo qualcosa, nel caso delle locandine c'è il PDF, quando ci sarà la pubblicazione, naturalmente previa pubblicazione già nella rivista,
o mettiamo il link o mettiamo direttamente la pubblicazione, quindi se ci seguite soprattutto in Facebook, lì noi mettiamo a disposizione tutto. Bene, vi ringraziamo per la partecipazione.